Buongiorno a tutti, benvenuti nello stand di ENAIP Veneto al Job Orienta 2023. Siamo qui per il primo intervento, quindi proprio l'apertura, diciamo, di questa nostra esperienza in questi giorni di job. 5 giorni, quindi tanta roba. e iniziamo con un intervento appunto che parla di tematiche molto affini alle nostre corde, cioè la formazione professionale, ma con uno sguardo verso l'innovazione tecnologica e digitale della formazione professionale e quindi con uno sguardo alla realtà virtuale. Allora, è con noi ospite oggi Itaca Education, che saluto, e ci aiuterà ad approfondire questo tema. Io sono Martina Verza di ENAIP Veneto e mi occupo di progettazione di percorsi formativi e lavoro tutti i giorni con competenze, unità formative e metodologie didattiche di fatto. Quindi oggi andremo ad approfondire questo tema facendoci aiutare da chi sta progettando la formazione, però con diciamo degli strumenti innovativi. Allora, noi ci occupiamo di questo perché l'esperienza è parte integrante del nostro modello di formazione. Noi ENAIP lavoriamo con gli studenti per promuovere un apprendimento basato su esperienza diretta. Le nostre sedi sono riconosciute per i loro laboratori, per la formazione applicativa e quindi noi formiamo gli studenti perché loro riescano, una volta usciti dai nostri percorsi, a mettere in pratica, toccare con mano, sapere come muoversi all'interno di un ambiente di lavoro. Questo per diversi tipi di professionalità. Il passaggio invece che stiamo facendo adesso è quello di andare oltre, cioè di portare questa esperienza, questo apprendimento attraverso il fare, anche in un'altra dimensione, cioè la dimensione virtuale. E per fare questo siamo aiutati da dei partner che si occupano proprio di questo. Allora, il primo intervento è quello della dottoressa Stizzo, che è collegata online e che quindi dovremmo riuscire a vedere o a sentire. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Eccoci. Perfetto. Allora, adesso la dottoressa Stizzo ci racconterà come funziona e ci presenterà, diciamo, come funziona il sistema education di Itaca. Grazie. Grazie mille. Innanzitutto per noi di Itaca è un'occasione bellissima quella di essere qui con ENAIP a raccontare il progresso che si fa rispetto alle metodologie didattiche. Qual è la sfida di Itaca? La sfida è appunto rivoluzionare il modo di fare la formazione. Perché? Partiamo dai dati. Sia segmento scuola che formazione continua e professionale, i dati non sono incoraggianti. Le performance dei nostri studenti a scuola sono ancora basse, non riescono a essere equiparate a quelle dei colleghi europei. I tassi di dispersione scolastica sono ancora elevatissimi, soprattutto al sud. I ragazzi non trovano attrattivo il sistema scolastico, non si sentono ingaggiati. Lato formazione continua e professionale, un'azienda su 3 non riesce a trovare il lavoratore già pronto per le proprie esigenze specifiche. Il dismatching è oggi un tema assolutamente acclarato e in più il World Economic Forum attesta quanto nel 2030 lo scenario del mercato del lavoro cambierà. Il 50% dei lavoratori dovrà lavorare all'upskilling, al reskilling del proprio portafoglio di competenze. Quindi il sistema formativo che cosa deve fare? Secondo noi deve assolutamente innovarsi e lo deve fare riuscendo ad accompagnare il più velocemente possibile e nel modo più efficace questi cambiamenti. Ecco che la sfida di Itaca è innovare la formazione utilizzando le nuove tecnologie come la realtà virtuale e la realtà aumentata. Perché?
perché queste tecnologie riescono a impattare in maniera molto significativa sull'efficacia dell'apprendimento. C'è uno studio, ovviamente la letteratura al riguardo non è consolidata perché le tecnologie sono emergenti, c'è uno studio di Price comparativo. Lo stesso gruppo di manager che si devono formare sulle soft skills ha fatto formazione con la metodologia frontale tradizionale, con l'e-learning tradizionale e poi con la realtà virtuale. È emerso che con la realtà virtuale hanno imparato 3 volte più velocemente e poi il loro senso di consapevolezza dell'obiettivo didattico raggiunto, il loro senso di consapevolezza di aver acquisito una nuova competenza è stato enormemente più elevato con la realtà virtuale piuttosto che con i metodi tradizionali. Quindi le nuove tecnologie non solo rendono il percorso di apprendimento più veloce, ma fanno sì che sia più efficace e che i protagonisti della formazione si sentano più performanti, si sentano più pronti ad affrontare le sfide dell'apprendimento. E quindi noi capitalizziamo queste opportunità che le nuove tecnologie offrono e le incrociamo con un altro aspetto importantissimo, le neuroscienze, perché spesso i modelli formativi fanno riferimento a delle modalità tradizionali che non si adattano però a dei principi che oggi sono acquisiti, quelli delle neuroscienze, quelli che riguardano il modo in cui la mente apprende, il modo in cui aiutare la mente a apprendere in modo più efficace e veloce. E quindi noi prendiamo 3 pilastri delle neuroscienze e li caliamo nei nostri prodotti tecnologici. Quali sono i 3 pilastri? Il primo è la focalizzazione. È evidente quanto riuscire a rendere focalizzato il partecipante permette di migliorare il livello attentivo e di conseguenza i risultati di quella prestazione apprenditiva. Grazie alla realtà virtuale ci riusciamo perché? Perché la persona, lo studente è immerso in un ambiente ed è distratto dai soliti distrattori, è distratto dal WhatsApp e dalla chiacchiera del collega e dello studente di turno. Altro elemento importantissimo, la consapevolezza. Con la tecnologia tracciamo il percorso, lo rendiamo evidente e quando c'è consapevolezza del punto di partenza, dell'obiettivo programmato e dello stato in cui si trova la persona, allora il processo di apprendimento è migliorato, è accompagnato, è agevolato e la realtà aumentata e le nuove tecnologie rispondono perfettamente a questa esigenza. Riusciamo a implementare un sistema di valutazione che permette a ciascun partecipante di capire lì dove è più forte, lì dove è più debole, dove deve rinforzarsi, dove deve insistere per completare il proprio portafoglio di competenze. Altro pilastro delle neuroscienze è sicuramente il coinvolgimento emotivo. Su questo si parla e si dice ancora troppo poco. Se ne parla tantissimo in altri ambiti, pensiamo a quello del marketing, ma per l'apprendimento no. L'apprendimento deve stimolare, deve coinvolgere, deve emozionare, deve ingaggiare, perché la mente apprende se è ingaggiata, la mente apprende se si sente fortemente motivata ad ascoltare, si sente presa da tutti i punti di vista, da tutti i sensi e la realtà aumentata riesce a far leva in maniera incredibile su questo pilastro. I ragazzi, gli adulti sono catapultati in un mondo meraviglioso, in un mondo bello, quindi noi curiamo anche l'estetica per lasciare degli scenari che siano innanzitutto belli ed impattanti emotivamente. Quindi con questo approccio, in questo mondo, riesce a sentirsi più preso dal tema, anche dal tema più fastidioso, come può essere la fisica. Per esempio, noi abbiamo creato un simulatore di fisica
Sulla fisica ci sono tante difficoltà da parte di tanti studenti. Con il tiro con l'arco, con le attività di basket, i ragazzi possono dedurre logiche e leggi della fisica che altrimenti nella lezione frontale tradizionale si annoierebbero assolutamente a implementare. Quindi abbiamo fatto convergere le potenzialità delle nuove tecnologie con i pilastri delle neuroscienze e abbiamo creato dei prodotti in perfetto equilibrio tra l'effetto bello e wow della tecnologia e l'apprendimento, l'efficacia didattica. Questo è molto importante perché ci sono un po' squilibri. Invece noi abbiamo cercato di coniugare nel migliore dei modi le due anime, le due finalità dei nostri prodotti. E come li abbiamo disegnati? Innanzitutto con il target. Abbiamo il catalogo dei prodotti rivolti alla scuola superiore, l'abbiamo costruita con i docenti. E come abbiamo fatto? Siamo andati a individuare i temi prioritari per i loro programmi. Sui temi prioritari siamo andati a individuare le competenze su cui gli studenti fanno più fatica. Sulle competenze su cui fanno più fatica ci siamo chiesti: vale la pena virtualizzarli? Questo è molto importante perché noi non pensiamo che tutto debba essere virtualizzato, ma solo ciò che è funzionale, solo ciò che serve. Se una cosa è più facile da farsi nel laboratorio tradizionale, che si faccia nel laboratorio tradizionale. Quindi abbiamo applicato il filtro dell'utilità e da lì abbiamo definito i contenuti in chiave modulare, ben raccordati al programma specifico di tutte le classi delle varie annualità scolastiche e con un sistema di valutazione ben preciso che restituisce la fotografia delle performance di ciascun ragazzo. Io non andrei oltre né nel raccontarvi i prodotti né nel raccontarvi di noi. Lascerei la parola a Guido e lascerei soprattutto parlare al prodotto stesso, farvelo vedere, proprio perché esperirlo forse è più bello che sentirlo raccontare. Grazie, grazie dottoressa Stizzo, ci ha dato effettivamente molti input interessanti per considerare l'impatto che un tipo di attività diciamo virtuale può avere effettivamente all'interno di una dimensione didattica e dandoci anche già molte pillole, molte idee dal punto di vista proprio sia metodologico che contenutistico di fatto, quindi grazie mille. Così ci aiuta a incorniciare un po' diciamo l'esperienza che stiamo andando a proporre. So che doveva esserci un video adesso, oppure passiamo direttamente alla demo. Ah no, siamo direttamente, esatto, quindi adesso Guido ci aiuta a esplorare come funziona. No, ci sono. Buongiorno, allora, noi le applicazioni che abbiamo già sviluppato, soprattutto per gli istituti superiori, sono 8. Sono queste 8 che vediate qua davanti. Ne andremo a vedere alcune così per renderci conto un po' di come funzionano e di quali sono le logiche con le quali sono state sviluppate. La prima che vi mostro è IT Science. Ogni applicazione per entrare necessita di un nickname che inseriremo. Questo serve per permettere al docente durante il controllo di verificare che quel determinato alunno è connesso, quale visore sta utilizzando e che cosa sta facendo. Questo è uno degli ambienti virtuali creati da Itaca, è un laboratorio virtuale, come vedete tutti i dettagli sono curati, gli avatar che sono intorno a noi interagiscono con noi, si muovono, non sono fissi e non fanno nulla, compiono delle azioni.
selezioniamo una delle esperienze. Allora, questo menu lo vediamo noi ora, ma non arriverà agli alunni perché i docenti, tramite una loro dashboard di controllo, potranno indirizzare il lavoro degli alunni direttamente sulle esperienze, sull'esercizio, l'esercitazione che in quel momento vogliono che venga svolto. Ora noi seguiamo tutti i passaggi e andiamo a selezionare un'applicazione. Sulla nostra destra abbiamo il nostro scienziato che ci guida, quindi ci dirà quali passaggi eseguire, che cosa fare, quali sono le prassi da utilizzare all'interno di un laboratorio, e man mano ci guiderà nell'esecuzione dell'esperienza. Il primo passo da fare è selezionare il DPI corretto per questo tipo di esperimento. Ogni esperimento avrà il suo, e già qui noi possiamo osservare che c'è un sistema di valutazione, quindi già da questo primo passaggio noi vediamo che c'è un'attività, un punteggio, come vediamo lì in alto. Ora io ho indossato i dispositivi di protezione e sono sul banco del laboratorio. Alle spalle del microscopio ho un protocollo da eseguire e tutti gli oggetti che abbiamo qua davanti sono interagibili. Io posso afferrarli ed eseguire le attività. Ogni attività mi dà un pallino, un punteggio, quindi mi dirà che ho seguito il processo in maniera corretta. Come vedete, tutto il passaggio, tutta l'attività è un'esperienza, è interagibile, non c'è nulla che l'alunno deve compilare o che vede eseguirsi senza la sua interazione. E così sono tutti gli esercizi che abbiamo. Ora noi il passaggio ormai lo conosco abbastanza bene, lo eseguo in maniera piuttosto automatica e abbiamo completato l'esperienza. Al termine dell'esperienza ci sono una serie di domande alle quali dovremmo rispondere, perché alcuni esercizi non hanno una parte teorica all'inizio prima di iniziare, perché partono direttamente con l'esperienza. È l'esperienza che guida la conoscenza della teoria, quindi al termine dell'esperienza noi avremo queste domande che ci permetteranno al docente di giudicare se abbiamo compreso o meno quello che abbiamo fatto durante l'esercizio. Ne vediamo un'altra. Andiamo a vedere per esempio questa di elettronica. Come sono state pensate le applicazioni? Per andare ad incastrarsi in quelle che sono attività complesse da organizzare in classe. Abbiamo visto il laboratorio, ora andiamo a vedere questa qua di elettronica. Che cosa c'è che gli alunni non possono fare in classe o che studiano e devono limitarsi a vedere sui libri perché è troppo pericoloso? Per esempio, per gli istituti tecnici ed elettronici l'installazione di un impianto elettrico. Non possono farlo dal vivo, allora noi abbiamo pensato di ricreare il tutto in realtà virtuale e seguiranno un'attività che va dalla selezione del cavo, l'inserimento delle tracce al muro e l'installazione di un impianto elettrico. Adesso parte un breve tutorial. Come vedete siamo all'interno di un cantiere edile e l'alunno dovrà installare un impianto elettrico completando l'esercizio che gli verrà assegnato. Avrà una piantina da rispettare e ogni singolo quadro, chiamiamolo così, un po' come utilizzando le terminologie di un videogame, ha una sua difficoltà. Quindi qui abbiamo un tot di porte e finestre, avremo i tubi del gas, i tubi dell'acqua, man mano si andrà avanti con una difficoltà sempre più ampia e tutte le attività sono soggette a valutazione, quindi si raccoglie un punteggio che viene poi inviato al docente. Io ora qui ho la piantina che devo completare, quindi installare i vari punti luce, installare le prese e installare l'impianto elettrico. Io ora sto piazzando le tracce sul muro, posso tranquillamente chiudere la traccia e mi verrà mostrato ora come inserire le prese, le cassette di derivazione, i punti luce. Vedete, avrò il mio banco di lavoro e mi sarà permesso di installare una presa al muro, installare un punto luce e così via. Basterà cliccare e afferrare, sempre interagendo con l'applicazione,
quello che devo installare e sarà installato al muro. Questa diciamo che è una di quelle più interattive, più quelle dove gli alunni interagiscono di più con l'applicazione, e che soprattutto è una di quelle più attualmente più scelte dalle scuole, perché difficili, sono attività molto complesse da organizzare in una classe. E poi abbiamo quello che è un po' il fiore all'occhiello del nostro portafoglio prodotti, che è la nostra applicazione di inglese. Perché è pensata per il multiplayer, quindi per funzionare con un'intera classe collegata. Anche il docente ha la possibilità di accedere al multiplayer. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo innanzitutto ricreato quello che una volta veniva fatto con il classico CD in classe. Tutti abbiamo utilizzato il CD, che prima le cassette ci facevano ascoltare quei dialoghi preimpostati per imparare a utilizzare un determinato modo verbale, determinati modi di dire. Noi li abbiamo riportati all'interno dell'applicazione, ricreando degli scenari e dei discorsi, quindi dei modi di parlare, dei modi di dire che siano utili sia per imparare l'inglese, ma anche per contestualizzare quel modo di dire in un determinato ambiente di un'attività che può essere quotidiana o che col passare degli anni può diventare utile, così come un colloquio di lavoro o aprire un conto in banca o, come no, fare la spesa al supermercato, prendere il bus, ma anche la reception di un hotel, eccetera. E poi abbiamo ricreato un ambiente, un'aula universitaria nella quale ci alleneremo con la pronuncia della lingua inglese. Quindi qua andiamo tramite il controllo vocale intrinseco nel Metacast a lavorare su come vengono pronunciate le parole. Abbiamo la nostra insegnante che ci guiderà, usciranno delle frasi che noi dovremo ripetere e pronunciare. Se la frase è pronunciata correttamente ci verrà dato un punto, altrimenti non ci verrà assegnato alcun punto e, scaduto il tempo, si andrà avanti con la prossima domanda. E poi abbiamo il nostro multiplayer, questa città virtuale che è la nostra. Abbiamo ricreato Londra. Ora io seleziono un avatar, entro in questo ambiente virtuale e le scene che abbiamo visto in precedenza sono state ricreate qui dentro. Quindi, come vedete, noi possiamo andare in banca, possiamo andare nell'agenzia immobiliare, in un'agenzia per il lavoro, in una stazione di polizia, eccetera. Tutto questo ambiente è tutto interagibile, formato per accogliere un'intera classe. Gli alunni saranno su queste frecce verdi, mentre dall'altra parte del muro avremo il nostro docente, che potrà innanzitutto guidare gli alunni nello scrivere anche in lingua inglese utilizzando i cubi che abbiamo davanti, e poi potrà portare gli alunni in uno degli scenari preimpostati per simulare loro un'attività quotidiana. Loro potranno interagire tra di loro, interagire con gli oggetti e così via. Cos'altro? Imma diceva della fisica. La nostra applicazione di fisica funziona un po' come abbiamo detto prima, parte da simulare determinate attività, anche dei giochi, dando delle linee guida logicamente agli alunni e portando l'alunno poi a scoprire quel determinato argomento di fisica, quella determinata legge che sta dietro una cosa semplice come può essere un tiro a canestro, un tiro con l'arco, anche attività più complesse come un sommergibile e una mongolfiera. Abbiamo diverse esercitazioni, ogni esercitazione ha un suo argomento alla base, una sua legge fisica da trattare. Qui col tiro con l'arco parliamo di gravità, parliamo di resistenza, parliamo di attrito, parliamo di forza, di massa, di tensione elastica, e come vedete è un gioco. Noi ora abbiamo delle linee guida che dobbiamo rispettare, quindi dobbiamo prendere l'arco con quella determinata estensione, dobbiamo prendere la freccia con quella determinata massa
e lanciare cercando di fare più canestri possibili. Logicamente nel fare i canestri rispetteremo un angolo, rispetteremo un'estensione, un angolo sia verticale sia orizzontale, e quell'angolo, quell'estensione sommato al contesto in cui mi trovo, io come vedete sono rialzato rispetto al bersaglio, mi mostrerà una parabola disegnata lì in alto e mi mostrerà una serie di punteggi. Se io, analizzando i vari punteggi, riesco a fare centro, allora ho imparato una determinata legge, ho imparato una determinata regola, e al termine mi verranno mostrate delle domande che aiuteranno anche me discente a comprendere che ho utilizzato quella legge, ho utilizzato quella regola fisica per effettuare dei semplici tiri con l'arco o dei tiri a canestro. Come applicazioni ne abbiamo altre, parlano di cucina, di disegno tecnico, arte, dove gli alunni possono proprio praticare l'arte. Diciamo, questa di cucina è un'altra delle nostre che sta avendo maggior successo, perché andiamo anche qui ad effettuare attività che normalmente dobbiamo fare in cucina o utilizzando delle materie prime particolari e consumando materie prime. Quindi ora non lo vedete perché non è andata a buon fine la connessione, ma che cosa abbiamo fatto? Abbiamo ricreato una cucina, un magazzino, non lavoriamo le materie prime, non sprechiamo le materie prime, non andiamo a utilizzare gas per cucinare, perché andiamo proprio a replicare delle ricette della cucina italiana. Non c'è conservazione in celle frigorifere, quindi non c'è nulla da alimentare, e anche il green è uno degli aspetti che con la realtà virtuale riusciamo a sfruttare al meglio. Grazie mille Guido, la cucina l'abbiamo vista, quindi testimone del fatto che stavano aggiungendo olio e aceto prima ad un piatto. Allora, veramente interessante, nel senso che proprio permette di toccare con mano, e di fatto molti sono gli spunti che ci sono stati offerti rispetto anche ai benefici che ha l'utilizzo. Questo per esempio del green è un aspetto, il fatto che potenzialmente attraverso un solo strumento noi abbiamo a disposizione n laboratori ed n esperienze da poter proporre ai nostri ragazzi, e sicuramente appunto quello di cui parlava prima la dottoressa Stizzo, la parte emotiva, cioè nel senso il fatto che l'allievo viene coinvolto all'interno di un linguaggio che è già abituato a sfruttare, diciamo, nella sua realtà quotidiana di tutti i giorni. Loro usano tecnologie di continuo, tecnologie immersive, eccetera, e quindi ritrovare una volta, diciamo, lo stesso linguaggio nella vita e a scuola è sicuramente un vantaggio per la nostra relazione con i ragazzi. Una delle curiosità che parlavamo anche prima, insomma, con Guido, ed è una delle domande più frequenti, insomma, che si vanno a porre in situazioni di questo tipo, è quindi il rapporto che il docente ha poi con la classe rispetto a un'applicazione di questo tipo. Non so se vuole rispondere Imma, se è ancora collegata. Sì, ci sono. Sì, Tu? Volentieri, grazie Guido. In realtà sì, è una delle domande più frequenti, perché l'ansia di controllo delle attività dei discenti è assolutamente legittima, è una delle prime cose che abbiamo voluto gestire. Noi forniremo al docente una dashboard. Questo è un altro elemento innovativo della nostra offerta. Una dashboard che permette al docente di programmare la sessione, quindi può creare una sessione che parta all'orario e nella data X e che già preveda il collegamento di N visori. Prima opzione. Seconda opzione, il docente può entrare in aula e far utilizzare i visori liberamente ai ragazzi, quindi non preimpostandola, però nell'uno e nell'altro caso il docente ha il controllo di quello che avviene su ciascun visore, cioè nella dashboard gli appare il visore,
gli appare il quadro, tra virgolette, in cui è, e anche la percentuale di completamento dell'esercizio da parte dell'allievo quando termina il punteggio, con un refresh a 20 secondi. Quindi è un controllo istantaneo. Naturalmente non è visivo, abbiamo scelto di non farlo visivo perché dal punto di vista tecnico avrebbe rallentato tantissimo il sistema, immaginando di collegare almeno 10 visori contemporaneamente. Quindi è uno screen, è una riga che racconta l'attività, ma non essendo visiva può essere immediata. E quindi il docente ha il pieno controllo di quello che avviene nell'aula. E come l'immaginiamo incardinata nella lezione tradizionale? Perché questa è l'altra domanda frequente. Alcuni docenti ci hanno detto, a me fa sorridere, ci hanno detto: ma voi ci volete sostituire? Non esiste proprio questa cosa, non esiste, anzi, noi vogliamo integrare le modalità tradizionali, vogliamo offrire degli strumenti che vadano a rendere quanto più efficiente la performance del docente, e quindi immaginiamo che ci sia la lezione, sperando che sia il più animata e la più interattiva possibile del docente con il suo gruppo d'aula, e poi per consolidare, per richiamare dei concetti, c'è la sessione formativa con i visori di una durata di 10 minuti, 15 minuti al massimo, in modo che si sposi perfettamente con l'articolazione dell'ora didattica e non stanchi né il docente né il ragazzo. Quindi anche in questa organizzazione abbiamo immaginato di tenere presenti anche i vincoli tecnologici dal punto di vista della fruizione del device, quindi la possibilità che non dia fastidio né agli studenti né al docente con un uso prolungato, e che possa essere quel momento atteso della lezione che va poi a puntellare, a incasellare, a confermare quanto detto e presentato dal docente in aula. Un altro degli aspetti, per esempio, che a me è piaciuto moltissimo nella demo è il concetto del feedback, cioè l'allievo riesce immediatamente a rendersi conto e tra l'altro in un ambiente protetto, perché appunto non è di fronte a altri allievi, quindi se sbaglia non è sottoposto, diciamo, a una... Esatto, ad un giudizio, ma riesce comunque a rendersi conto immediatamente se il comportamento adottato è efficace o meno rispetto ad una determinata procedura. Quindi secondo me questo aspetto nella didattica è particolarmente importante, e sapendo che il docente può vedere tra l'altro i risultati, mantiene la sua funzione di guida e di rassicurazione, di supporto nei confronti, ecco, del singolo allievo. Sì, e poi assolutamente concorde. Nella modalità del feedback abbiamo utilizzato sistemi diversi a secondo delle finalità. Per esempio, in IT in Cibum, avete visto, c'è una procedura no, non l'avete visto, scusatemi. Allora, in IT Science c'è una procedura da seguire. C'è anche in IT in Cibum. Allora lì il feedback è istantaneo, passo dopo passo, fatto bene, fatto male. In fisica, dove utilizziamo un approccio deduttivo, noi il feedback non lo diamo subito al ragazzo, perché il ragazzo dalla sperimentazione deve capire, deve dedurre, deve immaginare quali delle leggi fisiche siano da applicarsi al tiro con l'arco piuttosto che al basket, e di conseguenza il feedback glielo diamo dopo, e glielo diamo anche lì consolidandolo con delle domande tecniche che accompagnino la riflessione dello studente, in modo che sì, si sia divertito col tiro con l'arco, ma abbia anche compreso però qual è la legge fisica, quali sono i principi che abbiamo voluto espletare con quell'esercitazione. Bene, mi chiedevo se ci fossero domande da parte delle persone che sono qui presenti. No? Ok, perché siamo stati limpidi per quello, estremamente chiari.
Bene, volevo ricordare il fatto che i visori sono allo stand di ENAIP, si possono provare, diciamo, sono qui fisicamente, quindi possiamo permettere alle persone che transiteranno, insomma, quindi docenti o allievi piuttosto che dirigenti, eccetera, possiamo permettere, insomma, alle persone di provare l'esperienza direttamente in modo da rendersi conto, insomma, di come funziona. E se non ci sono altre cose, vi ringraziamo Guido e la dottoressa Stizzo. Abbiamo una domanda. Attenzione, vengo. Molto interessante naturalmente tutto quello che avete spiegato oggi, davvero sono scenari che difficilmente si conoscono fino a quando non vengono spiegati naturalmente e dati alla conoscenza di chi ancora non ce l'ha. No, mi chiedevo, è la scuola che fa l'investimento, immagino, su tutta l'attrezzatura, su tutti i visori, quindi sono i ragazzi che vengono dotati dei dispositivi. E la sperimentazione in questa realtà virtuale la fanno dentro le classi o comunque lavorano da remoto? Quindi queste due cose, no? Cioè la scuola che investe, se questa è la conferma, o se comunque ci sono dei sussidi, no, da parte del governo per questa tipologia di ammodernamento, diciamo così, di strumenti di apprendimento, e se effettivamente comunque all'interno di una lezione frontale in aula l'utilizzo del dispositivo viene fatto lì piuttosto che da casa. Grazie. Rispondo io o fai tu, Guido? Vado io, ok. Allora, rispetto proprio al modello di business di Itaca, un differenziale è il fatto che non soltanto offriamo il prodotto, ma anche il finanziamento per acquistare il prodotto, perché ci rendiamo conto che queste sono tecnologie non ancora economiche e alla portata di tutti. Quindi non solo individuiamo il finanziamento, ma è la scuola che investe e ci sono diverse misure agevolative. Il primo è sicuramente la linea di Next Generation, il Classroom, la linea del PNRR che afferisce al programma più ampio di scuola 4.0. Quindi questo per rispondere alla prima osservazione. Rispetto alla seconda invece li abbiamo studiati per l'utilizzo nelle aule. Ovviamente possono essere utilizzati anche a distanza, però li abbiamo disegnati affinché siano utilizzabili sia nelle aule tradizionali che in laboratori specifici, lì dove presenti nelle scuole, perché non tutte le scuole li hanno, e quindi è possibile utilizzare da seduti questa tecnologia. Abbiamo disegnato dei movimenti illimitati in modo che ai ragazzi sia necessario soltanto allontanarsi di poco rispetto al collega di banco, e quindi sono assolutamente utilizzabili in aula, e noi l'abbiamo pensato e li abbiamo disegnati per quest'uso. Possono essere utilizzati da remoto, però la frontiera dell'utilizzo da remoto oggi per la scuola è un aspetto meno prioritario. Sì, anche per l'interazione che dentro la classe poi si può avere e quindi che può amplificare di fatto la portata dell'esperienza svolta, quindi perfetto, grazie. Se non ci sono altre domande, vi invitiamo allo stand di ENAIP a provarli e vi ringraziamo, insomma, grazie mille alla dottoressa Stizzo, grazie mille a Guido per averci, diciamo, portato all'interno di questa esperienza virtuale. Grazie. Grazie mille a voi, buona giornata.